Siamo in un supermercato dove Ugo Zatterin sta filmando alcune interviste per una inchiesta che si chiamerà L'Italia che cambia. No, scusi, si levi di là per favore, si levi, grazie. Scusi, Zatterin? Senta, nel corso della sua inchiesta ha potuto rilevare come e quanto la televisione abbia influito sul progresso degli italiani? Certamente ha influito molto, io non posso darle una percentuale che sarebbe impossibile calcolare. Ha influito molto e ha influito non solo, usiamo una parola grossa, sulla cultura degli italiani, sulla informazione, sulla formazione degli italiani in questi ultimi anni, ma ha influito molto anche negli altri campi, nel campo del costume, nel campo sociale, nel campo economico. La televisione non ha soltanto portato delle nuove nozioni, non ha fatto soltanto vedere agli italiani cose che non avevano mai visto, ma ha modificato il loro modo di pensare, li ha fatti comprare cose che prima non comperavano, li ha fatto desiderare dei mondi, degli orizzonti che prima non conoscevano. Ed ecco perché la televisione avrà una parte in questa nostra inchiesta che si intitola appunto L'Italia che cambia, una parte abbastanza vasta, anche a rischio che si pensi che noi giriamo e lavoriamo un po' pro domo nostra.